Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, velocissimo Zico che prende subito la testa nei confronti di Vaumar, secondo alla corda, di fuori Verdon VF, poi ancora Zero Gravity allo steccato dopo 200 metri, con i quali Zico ha preso la testa in 15,3. Zico che guida, Vaumar secondo in corda, di fuori Verdon VF con in scia Crusoe dei Greppi. Terza pariglia esterna per Emily SSG che precede City Lux, che è quello partito meglio tra i penalizzati. Secondo in corda è Vaumar che precede Zero Gravity, quindi Enan Doan Greghi. 32 i primi 400 metri, con all'avanguardia Zico che prova ora a rallentare un po'. Gruppo compatto disposto per pariglie dopo 600 in 46. Si va sulla retta opposta alle tribune. Zico che continua a guidare, di fuori Verdon VF, alla corda sempre Vaumar a precedere Zero Gravity. In seconda pariglia c'è Crusoe dei Greppi che è avanti ad Emily SSG a City Lux, mentre in coda c'è Bianco Cipriani. 31,1 il secondo quarto di gara, mantiene ritmo costante Andrea Vitagliano in salchi allo specialista Zico, 1,16,9 per i primi 1000 metri di gara. La mossa in terza ruota da parte di City Lux che inizia ad avanzare, trova però l'anticipo da parte di Crusoe dei Greppi a un giro dalla fine. Verdon VF che contrasta i due e così si va con 4 aperti a ventaglio a un giro dalla fine. Zico al comando, di fuori Verdon, terza ruota per Crusoe dei Greppi, si appoggia in scia City Lux, la curva girata in 14,7, continua in vantaggio Zico, proteso in terza ruota Crusoe dei Greppi. City Lux che attende gli eventi, in corda sempre Vaumar avanti a Zero Gravity quando siamo a 400 dal palo, la retta di là in 14,3, Zico è sempre in vantaggio, deve tornare in quarta ruota ora City Lux che ha subito il percorso di Crusoe dei Greppi che non l'ha portato da nessuna parte, ora deve fare per conto proprio, ma intanto il leader scappa, nella sua scia c'è sempre Vaumar avanti a Zero Gravity, Zico in vantaggio, Vaumar nella sua scia, Zero Gravity che prova a spostare, va di dentro Enan Doan Greghi, Zico in vantaggio, ci prova Vaumar, si difende Zico, insiste Vaumar sul palo, Vaumar che stampa Zico, poi Zero Gravity, Enan Doan Greghi e quindi ancora per Buchi Django Cup. 1,15,3 il doppio chilometro per la vittoria di Vaumar. Emanuele Ossani che allena e guida per l'azienda agricola La Fattoria dell'Avvocato di Vittorio Miniero. Se l'è fatta al comando Zico, ma dalla posizione in tasca ha spostato Vaumar che sul palo lo pizzica. Viene a vincere, Zico è secondo, il terzo per Zero Gravity, il quarto per Enan Doan Greghi, il quinto per Django Cup. Vince la Tris Quarta e Quintet di serata Vaumar con Mele Ossani.